Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario. Un ospite speciale per la rubrica L'amico degli animali. Acrobazie e salti con il parkour. Il libro della settimana. L'intervista a Demetrio Battaglia, autore fantasy. Attività straordinaria della scuola media di Crosara. La nascita dello scautismo. Ciao ragazzi, oggi per la rubrica L'amico degli animali abbiamo con noi la dottoressa Alessia Grandesso, che fa parte dell'associazione Join Up e che si occupa delle terapie assistite con gli animali, e Balù, un golden retriever di 3 anni. Ci può spiegare che cos'è la pet therapy e che cosa si occupa la sua associazione? Allora, all'interno di Join Up, insieme alla mia collega che è la dottoressa Tonetto Ilenia, mi occupo di riabilitazione equestre per disabili o ippoterapia presso 3 maneggi, uno a Pianiga, uno a Castelfranco Veneto e uno a Piazzola sul Brenta, e pet therapy. La pet therapy è una coterapia, quindi una terapia che viene effettuata in parallelo a altre terapie che la persona già fa e che prevede la partecipazione di un animale. Oltre a questa attività, Join Up si occupa di percorsi educativi nelle scuole, della gestione di un parco giochi a 4 zampe a Marcon, di educazione cinofila e di attività ludiche come passeggiate con i cani, che vengono chiamate attività di dog trekking. Ci sono sicuramente dei cani più idonei a fare la pet therapy. Ci vuol spiegare quali sono queste razze? Allora, in realtà non ci sono delle razze più idonee rispetto ad altre. L'importante è che il cane abbia seguito un percorso di addestramento che gli abbia permesso di acquisire e sviluppare delle capacità tali da renderlo adatto a svolgere questo tipo di attività. Join Up attualmente ha 3 cani operativi, Balù appunto, ed altre 2 che sono 2 pastori australiani, Heidi e Flo, di 6 e 2 anni. Oltre a loro ci sono Onda, che è la nonna del gruppo, è una Labrador in pensione che ha compiuto 15 anni, e Joy, che invece è una giovane Golden Retriever attualmente in formazione. Perché hai scelto questo lavoro? Ho scelto questo lavoro perché mi permette di aiutare gli altri, regalando spesso qualche sorriso, e di conciliare la mia professione, che è appunto la psicologa, con la mia passione per gli animali. Oltre ai cani e ai cavalli, ci sono altri animali utili alla pet therapy? Allora, tendenzialmente la pet therapy si fa con cani e cavalli, soprattutto con cani perché sono gli animali che vivono più a stretto contatto con l'uomo. Abbastanza diffusa è anche l'onoterapia, cioè la terapia con l'asino, e si possono fare percorsi di pet therapy anche con conigli e furetti, anche se in questo caso la terapia prevede attività soprattutto di accudimento e cura. Quali sono gli utenti a cui si rivolge la pet therapy? La pet therapy si rivolge a bambini, adulti o anziani con disabilità congenite o acquisite, con disturbi del comportamento e disagi psicosociali. È possibile però effettuare altri tipi di attività assistite con l'animale anche con persone normodotate. In questo caso le attività non avranno scopi terapeutici ma ricreativi ed educativi. Ringraziamo Alessia e Balù, alla prossima! Grazie a voi! Saluta! Sapevate che esiste un'attività sportiva che consente di superare qualsiasi genere di ostacolo? Andiamo a vedere. È una disciplina metropolitana nata in Francia agli inizi degli anni '80, ad opera di David Bell ed Hubert Condé. L'ispirazione del parkour però nasce ben prima, alla fine dell'Ottocento, grazie al militare George Hebert, che utilizzava particolari tecniche di allenamento per addestrare i suoi soldati. Il suo motto era essere forti per essere utili.
Il parkour è una disciplina sicura se ci si allena nelle strutture attrezzate e sotto la supervisione di insegnanti qualificati. Il parkour viene anche detto arte dello spostamento e non è altro che muovere il proprio corpo attraverso lo spazio, attraverso gli spazi urbani in questo caso, per creare dei percorsi da un punto a un altro, nella maniera più sicura, semplice ed efficace. Il parkour non è solo uno sport, è una vera e propria disciplina che ti permette di conoscere i tuoi limiti, i propri limiti. Infatti dopo tanti anni di pratica si riesce a conoscere cosa il proprio corpo può fare e si può praticare in totale sicurezza. Si fanno solo i salti di cui si è sicuri e non si va mai a rischiare incidenti, assolutamente. Viene richiesta una grande preparazione fisica, quindi una gran parte dell'allenamento è proprio su questo, su preparare il proprio corpo a eseguire questi salti e a eseguirli in maniera da non farsi male. I movimenti principali che si insegnano all'inizio sono i metodi basi per scavalcare, i metodi basi di rotolamento e anche come attutire i grandi salti, quindi quando saltiamo da grandi altezze c'è una tecnica particolare che è il roll, una capriola, e insegniamo quello, è una delle tecniche principali. Il parkour, oltre che essere una disciplina pratica, quindi può servire nelle cose di tutti i giorni perché ci aiuta a spostarci, siamo più forti, quindi possiamo anche aiutare le persone. Il parkour è proprio questo, aiutare gli altri, essere forti per aiutare. È una disciplina, oltre a questo, molto mentale, quindi come noi impariamo a superare gli ostacoli per la città, impariamo a superare gli ostacoli che abbiamo davanti anche nella vita, quindi può essere un esame, può essere una difficoltà in famiglia, qualsiasi cosa. Perché lo faccio? Allora, secondo me, quindi il parkour io lo faccio perché mi dà adrenalina. È uno di quegli sport che secondo me tu puoi mettere al limite massimo le tue capacità e quindi spingerti oltre a quello che tu pensi di riuscire a fare, no? E se volete iniziare a praticare, mi raccomando una grande attenzione, quindi ci sono tantissime palestre in zona dove iniziare con maestri qualificati che vi insegneranno nelle maniere più sicure possibili. C'era un castello c'era, che stava affacciato a una riviera e dentro ci abitava, chiusa e lontana, una bella e bionda castellana. La castellana guardava il fiume e i fiori, tornar la primavera coi colori, ed era più felice ogni mattina la castellana che aspettava una bambina. Non sentiva paura né dolore, aspettava la bimba con amore e nacque finalmente una mattina. Lei la guardò e la chiamò Azzurrina! 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 La chiamerò come il colore dei fiordalisi. I fiordalisi sono i miei fiori preferiti. Azzurrina cresceva serena e gentile. Parlava coi fiori, gli alberi e gli uccelli e cantava con una voce leggera e melodiosa. Ma Azzurrina
Non aveva niente di azzurro, se non il vestito che sua madre le faceva indossare ogni giorno. Aveva bianchi i capelli, bianca la pelle, gli occhi, le ciglia, tanto che presero tutti a chiamarla Albina. Il principe funesto, suo padre, che mai l'aveva vista, tornò dopo 5 anni di guerre. Dopo aver distrutto castelli e castelli, nero di barba e di capelli, cupo come la notte e con un occhio solo. La freccia che l'aveva trafitto non solo gli aveva tolto l'occhio, ma gli aveva cambiato il cuore. Provò rabbia ed orrore alla vista di quella bimba così diversa e ordinò di rinchiuderla per sempre nella torre più alta, mentre alla bella castellana toccò la prigione più buia e segreta del castello. Come in tutte le fiabe che si rispettano, c'è ovviamente il lieto fine, che però non ti svegliamo. Cerca questo libro bello e raffinato in tutte le librerie e biblioteche e buona lettura! Due nostri inviati, Tommaso e Susanna, sono stati alla scuola media di Crosara per intervistare i ragazzi di classe terza su un progetto che li sta coinvolgendo molto. La parola ai nostri inviati. Ciao ragazzi, siamo alla scuola media di Crosara per intervistare dei giovani giornalisti. Da quanto tempo e come è nata questa vostra attività? Fin dalla prima media abbiamo iniziato a fare il giornale perché un po' la prof ci voleva aiutare a imparare a scrivere, a collaborare in gruppo, a fare tante di queste cose e è nato il giornale. Quali sono i temi che trattate di solito? Beh, di solito noi trattiamo della questione dei migranti, del problema dell'incrocio della guerra tra la Siria e l'Arabia Saudita e tutto l'Iran, eccetera. Parliamo dell'inquinamento. Quanto tempo dedicate al giornalino? Beh, di solito un'ora in teoria, dopo dipende perché ci sono anche quelli che lo battono, quindi passa anche un po' di tempo. All'interno della redazione, quali sono i compiti di ognuno? Allora, ognuno ci si suddivide i compiti, alcuni impaginano, altri battono gli articoli dopo che il lunedì si fa il giornale, altri dopo lo correggono il mercoledì mattina, quando il giornale viene stampato prima di fare il menabò e poi mandarlo alla stampa. E comunque in genere tutta la classe lavora, chi ha compiti più sostanziosi, chi ha compiti più, non è che si può dire irrilevanti, ma che hanno uno spessore minore. Queste attività vi aiutano nel rendimento scolastico? Beh, questa attività ha molte vette, aiuta soprattutto a scrivere, a correggere anche gli errori grammaticali
Poi ci apre una finestra nel mondo dove noi possiamo anche sapere di più. Che distribuzione e tiratura ha questo vostro giornale? Allora, insomma, noi distribuiamo il giornalino a noi ragazzi della classe che lo facciamo, ai professori e alle famiglie. E facciamo 25 copie, tipo. Grazie per la disponibilità. E cosa ne pensate di tenerci aggiornati sulle notizie che possono interessare noi ragazzi sul territorio marosticense, diventando così nostri corrispondenti? Sì! Ragazzi, a voi in studio la parola. Eccoci qua per intervistare uno dei più promettenti scrittori di fantasy, nostro compaesano. Stiamo parlando di Demetrio Battaglia. Ciao Demetrio, avremo alcune domande da porti. Cominciamo? Vai. A chi sono rivolti i tuoi libri? Allora, i miei libri sono rivolti soprattutto a ragazzi che vanno dalle medie fino alle superiori e in là, però ho anche molti lettori adulti. Quando hai cominciato a scrivere fantasy? Allora, pensa che quest'anno io festeggerò i 10 anni dalla prima pubblicazione, quindi nel 2006 ho pubblicato la mia prima raccolta di romanzi e racconti fantasy. Sappiamo che sei un informatico. Il tuo lavoro ha influenzato in qualche modo il tuo hobby, la scrittura? Diciamo di no, però mi aiuta molto perché l'informatica ti aiuta a concentrarti. Ti rimani molto concentrato quando fai l'informatico. Hai appena completato una trilogia, giusto? Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, la mia ultima trilogia, che è quella che tengo in mano, è una trilogia di piccoli racconti, sono racconti brevi e anche molto tascabili, diciamo, e sono dei gialli. Cioè dei fantasy, quindi con i maghi, con tutte le creature che abitano i fantasy, però sono anche dei gialli, quindi avviene un delitto e ci sono dei protagonisti, uno è un vecchio saggio che si chiama Cyrus e uno è un ragazzo giovane che si chiama Novir, che vengono implicati per indagare e scoprire chi sono o chi è il colpevole di questo delitto. Perché proprio questo genere? Io fin da piccolo, fin da quando avevo la vostra età, ero sempre stato appassionato di questo tipo di libri. Il fantasy mi è sempre piaciuto tantissimo e ho avuto alcuni scrittori che mi hanno proprio ispirato. Poi addirittura avevo cominciato con le avventure di Giulio Verne, di Saigari, che sono quelli che hanno scritto i pirati di Montparnasse, queste cose qua, e poi sono passato al fantasy che mi ha sempre tanto ispirato. Quindi quando sono stato un po' più grandino, che ho cominciato ad avere la passione anche della scrittura, ho detto mi piacerebbe scrivere dei libri che mi piacerebbe anche leggere, e quindi ho deciso di prendere il fantasy per questo. Le tue emozioni nella vita vera hanno qualche influenza nelle avventure dei tuoi libri? Assolutamente sì, io penso che ogni scrittore quando scrive colga qualcosa da quello che gli capita tutti i giorni. Anch'io quando, non so, mi trovo a fare la mia giornata normale eccetera, trovo ispirazione da quello che ho attorno, non so, magari un bel tramonto una mattina, oppure vado a fare una passeggiata o cose particolari, e allora cosa faccio? Mi prendo magari un appunto e quell'appunto può diventare spunto per un racconto magari. Grazie Demetrio per la tua collaborazione. Ragazzi, alla prossima! Il 24 gennaio 1908 nasceva lo scautismo, ad opera di Robert Baden-Powell. Lo scautismo è un movimento creato per educare i giovani alla vita sociale, responsabile, aperto a tutti, indipendentemente dalla provenienza e dalla fede religiosa. Ciao Francesca, cos'è la GESCI? Allora, la GESCI è l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, è un'associazione nazionale, quindi italiana, nella quale si raggruppano tutti gli scout d'Italia, quindi giovani dagli 8 fino ai 21 anni, ma anche capi più adulti, che insieme costituiscono questa nostra grande associazione. Che attività si svolgono?
Allora, le attività sono dedicate alle varie fasce d'età, quindi per i più piccoli dagli 8 ai 12 anni, sono attività soprattutto di gioco e per imparare a stare insieme. Per i più grandi, quindi dai 12 anni fino ai 16, ci sono le attività di reparto, quindi delle attività più incentrate sull'avventura, per cui campi all'aperto, campi in tenda, mentre invece per l'ultimo gruppo dei più grandi ci sono attività che sono più incentrate sul servizio verso il prossimo e sul fare strada, quindi sul cammino insieme per creare la comunità. Che caratteristiche deve avere uno scout? Allora, le caratteristiche di uno scout sono molteplici. Innanzitutto la voglia di mettersi in gioco, quindi per i più piccoli la voglia di giocare e di stare insieme. E un'altra caratteristica che non può mancare ad uno scout è la voglia di fare servizio, quindi di spendersi per gli altri e di aiutare gli altri. E oltre a questo, insomma, non può mancare anche l'amore per la natura e per tutto quello che ci circonda, che vada dalla montagna al mare, qualsiasi tipo di ambiente, oltre che il rispetto per l'ambiente e la natura che ci circonda. Quindi ragazzi, se volete diventare scout, informatevi qual è il gruppo più vicino a voi e buona caccia. Cari ragazzi, se avete proposte, idee, curiosità o argomenti che fossero trattati, scriveteci alle mail o al numero che vedete. Vi diamo appuntamento tutte le domeniche alle 14:30, sempre qui su Rete Veneta. Ciao!